Di aver toccato il fondo del barile con Giulia, invece ancora una bruttissima notizia, ancora una donna ammazzata, ancora un duplice omicidio, ricordiamolo, perché Vanessa perde la vita, ma perde la vita anche il suo bimbo che aveva in grembo. E ovviamente è ancora occasione per interrogarci sul da farsi per evitare che questo accada ancora. Ho dichiarato il lutto regionale per la giornata delle esequie, il giorno del funerale. Penso che dobbiamo essere vicini a questa famiglia, al marito, alla figlioletta piccola di 4 anni, ai genitori, insomma a tutti i familiari, e come comunità dobbiamo continuare a lavorare. E penso che questo è quello che dobbiamo fare, soprattutto pensare che non è solo un problema dei giovani, ma è un problema di tutta la comunità. Eccezionali i carabinieri, bene ovviamente anche la magistratura, l'indiziato è stato assicurato alla giustizia, adesso vedremo il processo, capiremo anche cosa è accaduto, ma di certo ne viene fuori una storia inquietante, una storia che aveva già dei segnali. Probabilmente dovremo mettere mano anche alla legge che stabilisce il codice rosso, perché la tempestività è fondamentale, a questo punto va inasprita ancora di più la legge. Dico a tutte di denunciare. Store 23 Intimo e Corredo, in Viale Venezia 3. La tua lingerie, l'intimo per voi, lenzuola settose, morbidi cuscini e caldi piumini per tutta la famiglia. A Natale regala raffinata eleganza per la casa, vesti il tuo ambiente con stile, scaldati con il caldo abbraccio di un soffice pile. Store 23 Intimo e Corredo, pensa ai tuoi regali di Natale.